Mercato Napoli, last minute di Romano al bomber, potrebbe sostituire Osimhen. Ciao napolitani, siamo in Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. Anche il Napoli di Mister Calzona pareggia a Cagliari, spinto per qualche istante tra le nuvole da Victor Osimhen, prima che una serie di errori individuali costino un gol agli azzurri Zito Luvumbo. Gioie e dolori, però, anche legati alla prestazione del nigeriano, sempre presente nello spingere la palla verso la porta, ma ora marcato da vicino dai difensori, che in qualche modo cercano di innervosire l'attaccante. In casa Napoli, inoltre, Osimhen torna oggi alla ribalta non per sviluppi personali, ma piuttosto grazie all'ultimo aggiornamento riguardante un possibile sostituto il prossimo anno. La voce sull'obiettivo del mercato italiano si è presto diffusa nel web. Uno dei 10 nomi esplorati dal Napoli per il dopo Osimhen è senza dubbio quello di Benjamin Sesko. Il giovane attaccante dell'Ipsia, dipinto da molti come un vero e proprio fenomeno generazionale, è infatti abilmente scalato le fila degli azzurri, la cui dirigenza è già al lavoro nel reparto offensivo. Osimhen è infatti certo del suo trasferimento, con introiti che arriveranno a sfiorare i 130 milioni grazie alla clausola rescissoria presente nel contratto del nigeriano. Proprio per questo il Napoli poteva permettersi di rivolgere le proprie attenzioni allo sloveno classe 2003, che ha sorpreso i media e non solo in Germania. Infatti, come riportato dall'esperto Fabrizio Romano, Sesko ha segnato 4 volte nelle ultime 5 partite di Bundesliga, numero che sale a 7 gol in 9 partite da titolare se si considerano tutte le competizioni. Una media complessiva di un punteggio ogni 120 minuti, dati che avrebbero, quindi, attirato verso il giocatore numerosi scout da tutta Europa. Stando sempre alle dichiarazioni di Romano, è molto probabile, quindi, che in questo gruppo ci siano anche figure manageriali in grado di pianificare il prossimo mercato del Napoli. Questi numeri sembrano aver stregato gran parte dell'Europa, e raggiungere Sesko la prossima estate potrebbe essere difficile, nonostante i 130 milioni di budget a disposizione. Questo perché il Napoli non sarebbe disposto a riversare tutto il bottino in un nuovo profilo di mercato, con la concorrenza agguerrita che poi migliora tutto. 30 milioni, infatti, è l'attuale valore di mercato dell'attaccante, che però potrebbe aumentare sensibilmente visto il gran numero di squadre che inseguono Sesko. Una situazione tutta da studiare, nella quale il Napoli promette di essere protagonista insieme al Milan, altro club di Serie A interessato al 2003. Dimmi napolitano se Sesko un buon nome per il Napoli? O no? Secondo me sarà un buon sostitutivo per Osimhen, visto che non rimarrà a Napoli la prossima estate. Ora voglio conoscere la tua opinione qui nei commenti. Lascia un mi piace e iscriviti al canale. Al prossimo video. Forza Napoli!